Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, il corpo senza vita di un ladro trovato stamattina sugli spalti della palestra di via Zurria. L'uomo si era arrampicato nella notte sul tetto. Un passo falso gli è stato fatale, facendolo precipitare per oltre 10 metri. A Palermo, nuovi contraccolpi politici dopo il caso Cuffaro, verso la rimozione dalla giunta Schifani degli esponenti della DC, gli assessori Nuccia Albano e Andrea Messina. Mentre andiamo in onda è in corso la riunione del governo regionale convocata d'urgenza. Pioggia, allagamenti e disagi. A Palermo un film già visto. A Mondello strade impercorribili. Un albero cade nella zona del porto. Mezzi pubblici a Catania, tempi di attesa esagerati, 30-40 minuti per Cibali, più di un'ora a San Giorgio è la ragione principale per la quale i catanesi non rinunciano all'automobile con il consueto caos in molte strade. A Catania ha inaugurato un parco nel quartiere di San Giorgio. Si tratta di un bene confiscato alla mafia che era diventato una discarica abusiva. Ora è un'area a misura di bambini. Quest'anno il Natale arriva prima, non solo nelle vetrine e nei negozi, ma anche in tante case, sempre più italiani contagiati dalla febbre di addobbi in anticipo. A Palermo intanto sequestrati 10.000 alla Bubu falsi. Calcio Catania, un altro tassello, i rossazzurri battono l'Altamura con le reti di Di Gennaro e Cicerelli. L'obiettivo è continuare il percorso di crescita anche sabato contro un Casarano in crisi. Palermo, gli spettri del passato, inizio settimana da incubo per i tifosi rosanero che rivedono i fantasmi delle scorse stagioni, etichetta da corazzata e poi i limiti che emergono soprattutto nell'allestimento della squadra. Bentrovati. Catania si arrampica sul tetto della palestra per trafugare una grondaia, precipita e muore. La tragedia al polifunzionale di via Zurria con il servizio di Tonino Evana. Si era arrampicato sul tetto del polifunzionale di via Zurria per rubare quel che resta in una struttura già più volte depredata, ma un passo falso gli è costato caro, carissimo, pagando tutto con la morte. Un uomo è stato trovato senza vita sugli spalti della palestra dove ieri sera, fino a tardi, si era giocata una partita di pallacanestro. Fatali il cedimento del controsoffitto ed un volo da un'altezza di oltre 10 metri. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vittima avrebbe tentato di rubare una grondaia. A fare il macabro ritrovamento è stato un addetto alla polizia, come conferma il custode dell'impianto. Aprendo qua la porta del palazzetto si è reso conto che c'era questa persona a terra, sanguinante. Lui in realtà all'inizio era convinto che l'avevano picchiato, magari perché qua troviamo di tutto, barboni, tossici, siamo veramente nelle mani di nessuno. Invece in realtà poi accendendo le luci si è reso conto che c'era un buco sul tetto e in realtà praticamente questa persona era caduta dal tetto. Si muore per pochi euro e si riaccende la polemica sulla scarsa sorveglianza del polifunzionale. Qui è diventata la terra di nessuno, furti di qualunque genere, atti vandalici di qualunque genere e anche consumo di stupefacenti, atti sessuali. Con un sistema di videosorveglianza magari si sarebbe beccato prima, andava punito per come dice la legge. L'uomo, morto presumibilmente sul colpo, era privo di documenti. Ultima pagina, andiamo a Palermo, inchiesta corruzione e appalti nella sanità. Schifani convoca d'urgenza la giunta regionale, in corso mentre andiamo in onda. L'ipotesi è quella della rimozione di uno o di entrambi gli assessori della DC. Luca Ciliberti. Sono ore febbrili a Palazzo d'Orlean. Schifani ha deciso di rompere gli indugi e dare una risposta politica alla notizia dell'inchiesta che coinvolge Cuffaro e il suo partito. Mentre parliamo è in corso la giunta regionale convocata d'urgenza. Il presidente della regione è stato investito da un clamore mediatico senza precedenti in questa legislatura. Adesso ci si aspetta una reazione forte. L'ipotesi più accreditata al momento è la richiesta di dimissione dei due assessori in quota DC. Si tratta di Nuccia Albano alla famiglia e di Andrea Messina agli enti locali per decuffarizzare
rafforzare la giunta. Una richiesta che in una formula più politica potrebbe diventare una revoca, col rischio di perdere pezzi di maggioranza tra i deputati in aula. L'alternativa è quella di azzeramento che provocherebbe un vero e proprio terremoto nel centrodestra siciliano. Nei giorni scorsi il Presidente aveva sospeso dall'incarico Maria Letizia Di Liberti, dirigente dell'assessorato dell'Albano, quello più esposto nelle carte dei PM di Palermo, accusata per le soffiate sui bandi a Cuffaro. Una risposta troppo blanda secondo i partiti di maggioranza. Gli autonomisti di Lombardo spingerebbero per l'azzeramento, Fratelli d'Italia per la rimozione dei 2 assessori. Un'azione radicale di Schifani, ragiona qualcuno, rischierebbe di coinvolgere gli altri assessori indagati, tra questi la Amata e San Martino. Tra le ipotesi circolate ci sarebbe anche quella della prova di forza modello Occhiuto in Calabria, una finanziaria di servizio con pochissimi indispensabili articoli, poi dimissioni ed elezioni immediate, una mossa che non sarebbe peregrina e che spiazzerebbe tutti, alleati e oppositori. Sulla vicenda giudiziaria però lo stesso Palazzo d'Orleans ha dichiarato di aspettare e di seguire con doveroso riservo istituzionale ma con rigorosa attenzione l'evoluzione della vicenda. Certo che oggi è un crocevia. Restiamo a Palermo ma per il tempo. Pioggia, allagamenti, disagi, un film visto e rivisto. A Mondello strade impercorribili, un albero cade nella zona del porto. Marco Gullà. È successo di nuovo? Non me lo dire, ti prego. Sì, è successo di nuovo. Piove e diverse strade di Palermo si allagano. Il temporale di ieri ha trasformato in fiumi alcune strade del capoluogo, come i quartieri di Tommaso Natale, Partanna e Mondello. E poi via Ugo La Malfa, dove si è sfiorata la tragedia a causa del sottopasso allagato. I vigili del fuoco hanno messo in salvo una famiglia con un neonato di 4 mesi che con l'auto era rimasta intrappolata nell'acqua. E l'acquazzone di questa mattina ha nuovamente mandato in tilt alcuni quartieri. Siamo a Mondello, nei pressi di Viale Galatea. Quella che vedete alle mie spalle è un'arteria che dopo il temporale di stamattina è divenuta praticamente impercorribile. Lamentele da parte dei residenti, ma la situazione però non cambia. Guardi quando io sposto le foglie cosa succede, va? Allagamenti anche nella periferia sud della città, un albero invece è caduto di fronte al porto. Per fortuna nessun ferito o danno. Un film visto e rivisto, i soliti problemi che attanagliano da decenni la città. Adesso a Catania per le notizie sui mezzi pubblici, tempi di attesa esagerati. 30-40 minuti per Cibali, più di un'ora da San Giorgio verso il centro. È la ragione principale per cui i catanesi non rinunciano all'automobile, con il consueto caos in molte strade. Tonino De Mana. 1 ora e mezzo rispetto al 31. E era stanca pure perché sono anziana. Questa signora alla fermata AMTS di piazza Santa Maria di Gesù dà già una risposta al traffico caotico. I catanesi non si fidano dei mezzi pubblici e per questo non intendono rinunciare alla cara automobile. Risultato: strade intasate e sistema nervoso in tilt. Ci sono troppe macchine in circolazione, ha recentemente detto il comandante della Polizia Municipale Peruga, ma i cittadini cosa ne pensano? Lei prende l'autobus? No, Perché? perché mi secca aspettarlo, perché faccio a piedi prima dell'autobus. Mezzi pubblici a Catania, poverini, fanno miracoli per il numero che sono e per quello che possono fare. Bisognerebbe incrementarli. Penso che bisogna limitare il traffico e utilizzare più la metro. Tempi d'attesa esagerati, 30-40 minuti per Cibali, oltre 60 a San Giorgio per aspettare il 525. Così, alle fermate, lo smartphone è un ottimo strumento per ingannare l'attesa. Sì, purtroppo sì, dobbiamo aspettare un po'. Da quanto tempo aspetta? Quasi un'ora. Fortunatamente abitando in centro lo prendo poco, però i tempi di attesa sono esagerati, molto esagerati. In questo momento penso che c'è parecchia sofferenza. Più che un cambio di passo, è un passo falso alla guignata ricerca di una mobilità sostenibile. Ancora a Catania, colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro la vetrina di un panificio in via Plebiscito. Il titolare Tamane ha detto di aver trovato 6 fori e gli agenti di polizia hanno recuperato 2 bossoli e un proiettile inesploso. Sempre a Catania è inaugurato un parco nel quartiere San Giorgio. Si tratta di un bene confiscato alla mafia
che era diventata una discarica abusiva e adesso invece grazie all'intervento di ripristino si è trasformato in un'area a misura di bambini. Simona Mazzone. Eccolo com'era in un'immagine dall'alto che mostra un terreno abbandonato diventato una discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi. Ed eccolo invece oggi, completamente trasformato. Siamo a Catania, nel cuore del quartiere San Giorgio, tra le vie degli Olmi e del Faggio, dove quest'area confiscata alla mafia è stata consegnata ai cittadini dopo un intervento di restyling finanziato con fondi europei del PNRR per circa 177.000 euro. Si tratta di un'area di oltre 1.000 metri quadri su 2 livelli, una parte dedicata al verde, l'altra dedicata ai bambini con un parco giochi. L'intervento include anche l'impianto di irrigazione, l'illuminazione a LED e la piantumazione di alberi e arbusti, tra cui oleandri, ulivi e vilburni, e il parcheggio. Era una vera e propria discarica abusiva, era piena di amianto, sono stati fatti quasi 12 camion di amianto in discarica, sono stati conferiti proprio per bonificare l'area, c'erano carcasse di auto, c'erano oli esausti. Un bene tolto alla mafia apparteneva al boss emergente Sebastiano Fichera, ucciso nel 2008 per contrasti interni al clan Cappello. La restituzione alla comunità, quindi anche una valenza sociale. L'area appena consegnata è già pronta dallo scorso mese di luglio. Il quartiere si sta prendendo cura di quest'area, non è stato assolutamente vandalizzato, anzi i ragazzi lo stanno utilizzando come spazio di aggregazione e come momento di condivisione, anche perché sono state abbattute le barriere architettoniche. Al progetto ha collaborato l'esperto del sindaco Michele Cristaldi, c'era anche il presidente del sesto municipio Francesco Valenti e i consiglieri, ma anche i commercianti della zona che si occuperanno della manutenzione e della supervisione dell'area. Questo a Catania, invece a Siracusa, a quasi 2 mesi dall'inaugurazione, il parco inclusivo e pedagogico dei Villini è stato preso di mira dai vandali, era stato finanziato dalla regione per abbattere le barriere tra i più piccoli, ma alcuni dei giochi sono già stati distrutti. Francesco Aloi. Nemmeno le telecamere sono riuscite a fermare i vandali. In effetti c'era da aspettarselo e così è stato. Il primo parco inclusivo e pedagogico della Sicilia, a Siracusa, era stato inaugurato a fine settembre e dopo qualche settimana eccolo vandalizzato. È una vergogna perché non si può vedere. C'è una cosa molto nuova che viene vandalizzata in questo modo. Non sembra giusto. Questi sono giochi per bambini, ma come ci dice chi frequenta il parco, qui vengono anche adolescenti che saltano la scuola e trascorrono qualche ora su questi giochi, danneggiandoli. I genitori vengono qui a portare i bambini anche per far trascorrere del tempo libero e poi arrivare qui a vedere tutto quello che è stato costruito, alla fine è stato vandalizzato, non è giusto, non è una buona idea. Secondo me devono essere fatti più controlli e prendere seri provvedimenti. Un parco che per la zona rappresenta un'isola felice, il verde, i giochi, tutto pensato a misura di bambino. Però c'è una cosa che manca, il rispetto per il bene comune. Lo sto notando anche io da poco che sono seduta qua, ho visto cose che non mi piacciono, praticamente ci fanno fare quello che vogliono ai bambini. I vandali comunque potrebbero avere le ore contate. Le immagini delle telecamere infatti sarebbero già nelle mani della polizia municipale. Speriamo naturalmente che possa essere rimesso a posto. Intanto è stata scoperta una banda che rubava in tutta Europa macchine di lusso attraverso sofisticate apparecchiature elettroniche che riuscivano ad aprire le macchine, le auto, con chiavi falsificate. Sono stati indagati padre e figlio palermitani e un alcamese residente a Milano. Nella rete è stato individuato tra gli altri un palermitano che è dotato, secondo gli investigatori, di eccezionali competenze di natura tecnica e tra i complici del gruppo c'era anche il titolare di un'officina ufficiale di un marchio automobilistico che però forniva le chiavi originali che venivano mandate poi in Cina per essere copiate nel corso delle operazioni. Presso l'abilitazione degli indagati è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio dotato della più avanzata strumentazione utile alla progettazione e realizzazione degli dispositivi oggetto di indagine.
A Ragusa si accende la polemica sui ticket sanitari, 1,50 € in più sui pagamenti digitali. È una somma che non è richiesta in nessun'altra provincia siciliana e l'Unione Consumatori ha detto di essere contraria e ha diffidato l'azienda sanitaria locale e la regione. Veronica Barbarino. A Ragusa curarsi costa 1,50 € in più se non paghi in contanti. È quanto denuncia l'Unione Nazionale Consumatori di Modica, che ha diffidato l'ASP di Ragusa e l'assessorato regionale alla salute per la commissione di 1,50 € applicata ai pagamenti digitali dei ticket sanitari. Una commissione che non esiste in nessun'altra provincia siciliana. Il direttore generale Giuseppe Drago ha spiegato che quella cifra non va all'azienda né alla banca tesoriera, ma al prestatore di servizi di pagamento secondo gli accordi con PagoPA. L'avvocato Antonino Di Giacomo, alla guida dell'Unione Nazionale Consumatori di Modica, non è d'accordo e richiama le norme nazionali che vietano ogni costo aggiuntivo nei pagamenti verso la pubblica amministrazione. Chiede pertanto l'eliminazione immediata del balzello, nuove convenzioni senza commissioni e l'intervento dell'assessorato regionale per uniformare le procedure in tutta la Sicilia. Se non arriveranno risposte, l'associazione è pronta a rivolgersi all'Antitrust, al Ministero dell'Economia e al Ministero della Salute. Una disparità che pesa su migliaia di cittadini, costretti a pagare più degli altri per lo stesso servizio sanitario. A Palermo sequestrati alla Guardia di Finanza più di 10.000 Labubu falsi. I pupazzetti, diventati fenomeno del business, disegnati da un artista di Hong Kong e venduti in tutto il mondo, hanno invaso ormai anche il mercato della contraffazione. I fake sequestrati avrebbero fruttato, se venduti, più di 500.000 euro. Desiree Ferlito. Dal costosissimo pezzo da collezione venduto all'asta a Pechino per 130.000 euro alla carica dei 10.000 e oltre Labubu fake scoperti dalla Guardia di Finanza di Palermo. Una cura tale da rendere difficile per un comune acquirente distinguere gli esemplari autentici da quelli finti. Loghi, colori e confezioni corredati da etichette e codici identificativi non conformi o del tutto falsificati. Il pupazzetto è diventato fenomeno del business, originariamente disegnato da un artista di Hong Kong e venduto in tutto il mondo dal colosso Pop-Mart, diventato in poco tempo una vera e propria tendenza, ha invaso anche il mercato del falso. 7 le attività incriminate, tra cui un noto centro commerciale del capoluogo che avrebbe venduto almeno 3.000 degli iconici peluche brutti a un prezzo decisamente conveniente rispetto agli originali, con poco più di 10 euro e una qualità più scarsa che difficilmente salta all'occhio di un non esperto. Sarebbe stato possibile sentirsi una star del cinema o della musica sfoggiando un Labubu. Denunciati i titolari dei negozi, i Labubu falsi avrebbero fruttato sul mercato oltre 500.000 euro, cifra poco rilevante rispetto a un Labubu pregiato e raro. Siamo ancora a novembre, ma in giro si respira già l'atmosfera di Natale. Sempre più italiani, infatti, sono stati contagiati dalla febbre da addobbi in anticipo. Non solo vetrine e negozi, ma anche tante case. Quest'anno il Natale è arrivato prima, c'è bisogno di conforto, c'è l'influenza dei social media, insomma tutto questo ha contribuito all'anticipo. Eva Spampinato. Dopo il 31 ottobre hanno scongelato Mariah Carey. Esattamente, it's time. È solo novembre, ma la magia del Natale sembra già aver conquistato tutti. Dalle grandi città ai piccoli centri iniziano a comparire le prime luci e le decorazioni natalizie sono già protagoniste di vetrine e interi reparti. E incredibilmente molte persone hanno già iniziato a fare l'albero. Come Sara Iello, insegnante di lingue e mamma influencer, che quest'anno ha battuto tutti i record. Pare che chi faccia l'albero prima sia più felice. Noi siamo fan del Natale e ogni anno facciamo sempre un po' prima rispetto a quello che dice la tradizione. Certamente stiamo un po' esagerando quest'anno.
Ma Sara si trova in buona compagnia. Secondo una recente indagine di Facile.it, non abbiamo ancora attraversato l'autunno che quasi 2 milioni di persone hanno già fatto l'albero. C'è tantissima pressione, fare vedere che le decorazioni sono sempre più in pompa magna, ci sono anche i vari trend del Natale. Il mio per esempio sarà un albero di Natale con i colori tradizionali, un po' dello stile British e con i classici colori rosso, verde, oro. Complici il bisogno di conforto, la voglia di ritrovare un po' di serenità e la pressione dei social. Ma c'è anche questa tendenza, no, nel seguire i vari stili e i social ovviamente influiscono tantissimo, forse anche un po' per questione di marketing. Le aziende già da settembre in realtà arrivano proprio anche dei comunicati stampa e si parla già del Natale. E dunque arrivederci autunno, benvenuto Natale. Già 2 milioni di italiani hanno fatto l'albero di Natale, però facciamo una breve pausa subito dopo il calcio con il primato del Catania in attesa della gara della Salernitana e le difficoltà del Palermo in trasferta. State con noi, vi aspetto. Il Catania batte l'Altamura con le reti di Di Gennaro e Cicerelli. Rossazzurri in un ottimo momento. Sabato con il Casarano in crisi serve un altro step nella crescita che dura ormai da più di un mese. Marco Carli. 2 gol nel quarto finale di gara, numeri da record al Massimino, la testimonianza di un gruppo solido aumentata dalla prestazione di un giocatore come D'Ausilio. Suo l'assist per il gol di Cicerelli che ha l'intuizione di colpire col tacco da terra per far rotolare il pallone in rete. A proposito di intuizione, l'altra arriva da Di Gennaro che decide di restare in proiezione offensiva per qualche minuto e si fionda da attaccante vero sulla palla messa in mezzo da Casasola. Tocca di precisione per la rete che abbatte il muro dell'Altamura al 70° di una gara scorbutica. Ma i gol si fanno se porti più uomini in area avversaria. Noi a volte la riempiamo poco quando arrivano i cross o situazioni pericolose. Questa volta l'ha riempita Di Gennaro, è andata bene così. Adesso viene il bello o il difficile per i giocatori e per la società. Limare i dettagli, per il club far capire alla squadra l'apprezzamento ma senza arrestare la crescita. Di certo c'è la convinzione di aver costruito un gruppo vero che sarà arricchito a gennaio, ma sempre con i dettami della società, inserire profili che sposino appieno il progetto, come Corbario o Aloi per fare 2 nomi. Sicuramente un mediano che prenderà il posto in lista proprio dello sfortunato Aloi. A proposito di lista, per inserire un esterno si deve capire chi sacrificare, in caso fra i trequartisti. Stesso discorso vale per il difensore, equilibri di lista. Ma gennaio è ancora lontano, ora c'è un'altra tappa. Il Casarano neopromosso che era partito molto bene adesso ha frenato di botto. 5 sconfitte consecutive fra campionato e coppa. Il Catania sa che ogni avversario in C è tosto e difficile, ma l'obiettivo resta identico. Un altro tassello verso il consolidamento, come è successo con l'Altamura. E crisi invece per il Palermo, 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate. Rosanero lontani anche dalla vetta e i tifosi tornano a essere più che preoccupati. Marco Gullà. Lunedì nero. Il Palermo, dopo la sconfitta di sabato a Castellammare di Stabia, godrà di qualche giorno di riposo, considerato che nel weekend non si gioca per la sosta delle nazionali, ma è un inizio di settimana da incubo per i tifosi rosanero che rivedono i fantasmi delle passate stagioni. Etichetta da corazzata ad inizio campionato e poi, come di consueto, errori strutturali che emergono, soprattutto nell'allestimento della squadra. Monza e Modena scappano e fanno punti, vetta sempre più lontana. Se non cambiare marcia sarà un campionato difficilissimo. Dobbiamo partire dal sottoscritto, ripartire, resettare, liberare la mente e cercare di andare più forte, perché quello che ci è mancato oggi è stato quello. Poi sicuramente dobbiamo far meglio quando abbiamo la palla e cercare di costruire qualche occasione da gol in più. Occasioni da gol che il Palermo non ha avuto, almenti contro la Juve Stabia, nemmeno un tiro in porta. Poi Ampallo mai servito, Brunori poco efficace, centrocampo arido e senza luce. Al ritorno dalla sosta il Palermo sarà ospite dell'Entella. Fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio.